Buon pomeriggio e ben trovati. Sicilia 24 Focus, il nostro consueto spazio di approfondimento che oggi si incentra tutto sulla carenza dei medici in Sicilia, ma anche sul complicato e a volte quasi cangiante e misterioso mondo dei test di accesso alle facoltà di medicina. Di tutto questo parliamo con gli ospiti di oggi. Alla mia sinistra c'è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottore Alfio Saggio. Buon pomeriggio. Buonasera. E il saluto anche a un neo medico felice, sorridente, insomma inizia il mestiere che ha sempre desiderato, ma soprattutto inizia la speranza e le dita incrociate per quello che sarà la sua specializzazione, il dottore Giambattista Germanà. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per questa opportunità anche oggi. Allora, parliamo di medici, il mestiere più bello ma anche più a volte insomma desiderato del mondo, il mestiere che tanti giovani sognano, che tanti giovani rincorrono e che tanti purtroppo insomma per vari motivi non possono realizzare come desiderio. Partiamo dalla carenza, dottore Saggio. I dati parlano di numeri importanti nell'isola per quanto riguarda proprio la mancanza, circa 1500, ma forse sottostimiamo. Cominciamo subito col dire che non è più quello che è stato appena detto, cioè questa attrattività da parte della medicina e del sistema sanitario si sta affievolendo, per cui i medici sono diventati pochi e quei pochi che sono cercano di fuggire da determinate realtà lavorative, quelle più usuranti e più stressanti, per andare a fare la professione rispettabilissima in posti più sereni e meno pericolosi. E allora questo ha creato un circolo vizioso per cui praticamente i medici vanno via dal sistema sanitario nazionale e vanno via anche dall'Italia, addirittura attratti da paesi stranieri, quali possono essere anche ultimamente i paesi medio orientali, dove ci sono condizioni di vita migliori e principalmente stipendi migliori. Stipendi migliori, quindi diciamo che si perde in attrattiva, ma non tanto per quanto riguarda il mestiere, quanto per il mestiere fatto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. Giusto? Eh sì, perché è diventato pesante lavorare nel sistema sanitario, perché siccome si è rimasti in pochi, chi è rimasto a lavorare deve lavorare anche per quelli che non ci sono più. E quindi i turni diventano pesanti, le notti diventano molto più numerose, le reperibilità pagate irrisoriamente diventano veramente tantissime. Per cui questo condiziona veramente la vita dei medici ospedalieri e universitari e quindi li rende veramente inappetibile il discorso per cui chi può fugge. Allora, dottore Germanà, lei fuggirà? Immagina di fuggire? No, io personalmente mi sono sempre posto l'obiettivo di restare qui sul territorio, anche perché a conti fatti ci ho scommesso da studente, ho vissuto la realtà e la realtà che viviamo tutti i giorni effettivamente è quello su cui voglio costruire. Forse è una visione un po' ancora troppo ottimista, però non possiamo andare via tutti. Conosciamo i problemi, probabilmente è soltanto entrando, sporcandosi le mani e rimboccandosi le maniche che si può provare a strutturare qualcosa, perché è sì vero che c'è un problema, è lampante davanti agli occhi di tutti, dobbiamo trovare adesso le contromosse. E se è vero il discorso che diceva il Presidente dell'Ordine, per cui oggi tanti colleghi che preferiscono andare fuori, ma perché è sì vero che fare il medico è una missione, però accanto a questo va messa sempre quella che è la qualità di vita, che non può prescindere. Troppi medici nei reparti più usuranti finiscono in delle condizioni di burnout e questo consideriamo che è un quadro che forse è anche sottostimato in assoluto. Ecco perché sicuramente qualcosa va rivisto. Io sono ancora ottimista, forse perché sono giovane, però io vorrei sporcarmi le mani qui, anche perché mi ha dato tante possibilità questa realtà, sia da un punto di vista universitario che a 360 gradi. Spero che questo possa poi anche essere uno sprone in più per cambiare qualcosina. Però diciamo sporcarsi le mani dove la figura del medico viene valutata in un certo modo,
sporcarsele laddove viene valutata molto molto di più, sta lì, no? Anche il quid, c'è anche quella differenza lì. Forse il giovane, che ovviamente lei parla da giovane, promessa, valuta in modo diverso questa cosa al momento, c'è quel po' di romanticismo che ovviamente è anche un po' la nostra salvezza. In parte sì. Però le dico anche questo, io ho vissuto da vicino sia la realtà prima del diventare medico, quindi tutto ciò che concerne con l'accesso a medicina, tutto ciò che corrobora con tutto questo mondo. E anche lì ho sempre cercato di guidare sempre nuovi ragazzi per trovare quelli che fossero degli spunti, delle vie d'appiglio. E credo nel mio piccolo che qualcosa effettivamente in tal senso l'ho fatto. Sicuramente ci sono situazioni e lidi, tra virgolette, che più attrattivi? Assolutamente, ecco. sì, assolutamente sì. Certo. Però è vero l'aspetto romantico, ma se non ce l'ha un giovane medico l'aspetto romantico questo è anche vero. Allora restiamo intanto sul problema della mancanza e parliamo fra poco anche della questione degli accessi a medicina, perché abbiamo voglia, dottore Saggio e dottore Germanà, di fare un po' anche di chiarezza, no, su quelli che saranno i futuri metodi di accesso alla facoltà, tanto discussi, insomma faremo chiarezza davvero. Restiamo sul problema della carenza e torniamo, facciamo un piccolo passo indietro, dottore Saggio, a quel bando aperto della regione siciliana rivolta ai medici dell'Unione Europea. Si cercavano medici dall'estero, è stato un flop. È stato un flop annunciato. Io mi ricordo di essere stato in questa stessa sede qualche mese addietro col dottore Cocuzza e averlo, tra virgolette, previsto. Si è un pochettino, secondo me, sbagliato a cercare i medici stranieri o addirittura a ricorrere ai famosi gettonisti. Sono state spese tantissime risorse, le si chiamano risorse aggiuntive, sì, ma parlo di tantissime risorse che potevano essere dedicate invece a quello che secondo noi è l'unica cosa che si deve fare, cioè un piano straordinario di assunzione, sì, in modo da riportare le unità operative a regime pieno e in modo che i colleghi che lavorano in ospedale possano lavorare con serenità e con soddisfazione, senza turni massacranti e correre altri pericoli. Io voglio dire una cosa, che i medici non sono pochi, sono sicuramente meno di prima, ma sono pochi i medici rimasti in ospedale, perché i medici per andare altrove o per fare tante altre attività ci sono, quindi il numero è sicuramente diminuito, ma quello che è gravissimo è che è stato proprio falcidiato il numero dei medici che lavorano nel sistema sanitario nazionale, ospedaliero e universitario. Senza andare lontano, molti reparti di ospedali importanti della città di Catania si sono un po' svuotati anche delle loro eminenze, cioè delle figure di primo piano certamente, anche di riferimento per la gente. Molti di questi hanno scelto la sanità privata. E lei tocca un altro tasto dolente della situazione, cioè praticamente si è in questi anni, non dico dell'attuale, ma chi ha governato ha praticamente puntato per tenere su il sistema sanitario su tutto tranne che sulle risorse umane, sui professionisti. I professionisti sia dal punto di vista remunerativo, sia dal punto di vista di mansioni, sia da tanti altri punti di vista, vedi un poco la discussione notissima del contenzioso legale, della violenza sugli operatori sanitari, sono stati tralasciati e quindi se non si ripunta e si mette il professionista al centro del sistema non ce ne usciamo. Ecco, ricordo un paio di giorni fa, credo sia uscita un'agenzia che parlava proprio del ministro della salute Schillaci, che in qualche modo perorava la questione del servizio sanitario nazionale. Ma Schillaci è un collega e noi lo rispettiamo e siamo convinti che cerca di fare il massimo possibile, però come non essendo un politico è un pochettino condizionato dagli altri, quindi lui le idee ce l'ha buone e le condividiamo, vediamo se riesce a metterle in pratica. Ecco, Germanà, chiaramente lei ha vissuto da studente fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, no? E quindi adesso prova l'emozione di sentirsi chiamare dottore, ma la proveranno insieme a lei tanti suoi colleghi. Quali sono gli umori invece che lei raccoglie nella sua generazione? Cioè c'è una sfiducia o c'è una volontà di fare un po', come dire, no? Di prendere la sciabola, per modo di dire, e combattere anche laddove c'è qualche falla, no? Nel sistema sanitario?
Perciò in realtà siamo ben allineati da questo punto di vista, perché soprattutto nella nostra generazione il sistema ci sta dando tante possibilità. È assolutamente vero quello che è stato detto, le opportunità negli ultimi anni sembrerebbero quasi state più perorate verso un sistema privato che sul sistema nazionale. E questo è lampante agli occhi di tutti e probabilmente anche strettamente legato al fatto che l'ambiente di lavoro è sicuramente più tranquillo. Noi però oggi, a conti fatti, dal giorno immediatamente dopo la laurea, trattandosi di una laurea abilitante, poi dopo l'iscrizione all'ordine, siamo già in grado di lavorare e avere tante opportunità da questo punto di vista, opportunità formative, oltre quelle che già l'università ci ha fornito. E sicuramente questo per noi giovani è una grande arma rispetto magari a quanto poteva accadere in passato. Il problema è che forse veniamo catapultati nella realtà, perché è vero che mancano delle figure portanti, però ci tengo a sottolineare che c'è una distanza netta tra la carenza reale che c'è e poi l'accesso contingentato e quant'altro, cioè perché ad oggi c'è una carenza per un sistema che è molto molto grande ed è molto articolato, perché spesso il sistema richiede delle figure mediche specializzate, però io medico mi sono laureato qualche mese fa, adesso dovrò andare a sostenere un test nazionale e poi il sistema sanitario richiederà la figura altamente specializzata, non richiede il medico nella mia attuale situazione. Questo è anche vero. Quindi il problema verrà correlato a qualcosa che poi dovremmo affrontare, non test di medicina per cui si accede alla facoltà, è qualcosa che purtroppo va affrontato dopo, perché è un collo di un imbuto. Potrei aprire e allargare. Oggi si parla tantissimo di questo test e modifiche al test di medicina. È sempre un imbuto. Se io apro la bocca dell'imbuto ma il collo lo lascio stretto, alla fine non cambia assolutamente nulla. Ne parliamo tra un attimo. Prima di fermarci per poi aprire la seconda parte tutta dedicata alla questione delle modalità di accesso, vorrei capire se continua ad esistere la percezione da parte della gente che l'ospedale è il luogo migliore dove farsi curare. C'è nella generazione forse precedente a quella che stiamo in questo momento salutando anche con il dottore Germanà, c'è stata sempre l'idea no, però l'ospedale è sicurezza, l'ospedale è un'altra cosa, l'ospedale anche... Ricordo da mamma, qualcuno diceva no, ma meglio partorire in ospedale perché l'ospedale ti tutela. Siamo sicuri che sia ancora così nella mentalità, nella percezione della gente, dottore Saggio? Lo diciamo assieme, io e lui. Sì? Diciamolo assieme. Vogliamo dire sì. Sì, vogliamo dire sì. Sì, guardi signora, questo è documentato dal fatto che è notissimo il discorso che i pronto soccorso sono assaliti dai pazienti. Perché? Perché sono assaliti? Perché i pazienti alla fine bypassano qualsiasi altro tipo di discorso, anche se organizzato non troppo bene. Ora si sta cercando di aggiustarlo il discorso della medicina territoriale e penso che ci sono dei provvedimenti che possono essere utili a normalizzarlo, però a tutt'oggi l'ospedale è il posto in cui c'hai praticamente la migliore risposta per quanto riguarda i tuoi problemi di salute. Chiaramente non dovrebbero arrivare in ospedale chi problemi di salute grave non ne ha. E questo insomma è un altro capitolo. Discorso. Dico soltanto, perché leggo dei dati, che sono 302 i medici carenti nella medicina di emergenza, urgenza, segnale che probabilmente... Questo è confermato dal fatto che le borse di specializzazioni per medicina d'urgenza quest'anno sono rimaste, non dico totalmente non prese, ma quasi del tutto, cioè il 20-30% soltanto sono state ricoperte. Restano vacanti, ce ne sono molte che restano completamente vuote. Perché diciamo che forse voi giovani medici non ambite esattamente alla medicina d'urgenza, no? Per i problemi che abbiamo. In realtà è qualcosa che effettivamente da giovane medico ci si può mettere sul carico, però poi dopo il sistema purtroppo non tutela il medico in formazione nella medicina d'urgenza. E questo è un problema reale. Oggi se noi facciamo riferimento che è vero che c'è un test, ma restano vacanti le borse per quanto riguarda la medicina d'urgenza, anestesia, quindi quelle situazioni più a rischio, meno tutelate,
allora vuol dire che c'è un problema, non ci si può volgere dall'altro lato, ed è una cosa che comunque si perora anno dopo anno. Allora, Basta pensare che la chirurgia quest'anno sono state occupate soltanto metà delle borse disponibili, Sì. ma poi ci sono delle specialità ancora che viaggiano ancora peggio. L'anatomia patologica è rimasta quasi del tutto vuota, per cui probabilmente fra qualche anno per avere una risposta di un esame istologico ci vorranno tantissimi mesi che poi comprometteranno anche la prognosi del paziente. è che vogliono fare tutti i dermatologi, gli Questo l'ha otorini. detto lei, questo l'ha detto lei. vogliono Questo l'ha detto lo lei. dico io, no? Sorridete e secondo me insomma questo sorriso ha un suo perché. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra pochissimo, spiegheremo un po' quello che riusciremo a farvi arrivare col tempo che abbiamo sui prossimi test, ma anche sui test di accesso dell'anno scorso. A tra poco. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus. Allora, l'argomento legato ai medici che mancano dovrebbe, penso, essere una puntata fiume, dottore Saggio, ma non abbiamo questo tempo. Abbiamo però il tempo in seconda parte di cercare di capire come muterà il test di accesso. Intanto facciamo un piccolo passo indietro. Io le presento, oltre che un neo laureato, anche un medico che si è molto appassionato, no, alle modalità di accesso, vuoi perché c'è passato lui forse più di una volta, vuoi perché credo di aver capito che ha teso la mano anche a tanti amici e tanti colleghi, no? Perché in questo campo i colleghi tra loro si aiutano e quindi è una bellissima esperienza. Cos'è successo l'anno scorso? Perché so che lei è uno che studia tutti i meccanismi. Sì, come ogni anno mi sono dilettato a cercare di capire un po' cosa sta dietro. Cosa sta Anche dietro? Cosa perché stava dietro? questo lo dobbiamo primariamente a me, ai medi qualche anno fa, quindi a tutte le nuove generazioni di aspiranti medici, ma anche e soprattutto alle famiglie che stanno dietro e cercano anche di comprendere un meccanismo che è veramente molto poco chiaro. Andiamo con ordine. Lo scorso anno è stato introdotto un sistema per cui si andava a tutelare non soltanto i ragazzi di quinto anno della scuola, bensì anche gli studenti di quarto anno. In realtà questa mossa era stata introdotta dal governo uscente per far sì che non ci fosse un'unica prova, come è sempre stato a settembre, bensì utilizzare due prove, ed in questo caso una veniva fatta in aprile e l'altra in luglio. Chiaramente questo ha portato non pochi problemi, erano delle prove telematiche con la modalità TOLC, per la prima volta utilizzata per i test d'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Il problema fu legato al fatto che, trattandosi di prove differenti, perché in ciascuna sessione si svolgevano più prove e poi ciascuna di queste prove doveva essere equalizzata con le prove della stessa sessione e le prove della sessione di luglio, praticamente ciò ha fatto sì che il meccanismo di equalizzazione avesse delle falle. Perché? Per ottenere una graduatoria unica tutti devono avere un punteggio che sia quantomeno equalizzato, cioè tutti devono avere la possibilità di ottenere lo stesso punteggio massimo. Con delle prove che però sono diverse, questo sistema in realtà non ha funzionato e infatti in tal senso si è espresso il TAR del Lazio, che ha annullato direttamente la graduatoria. A quel punto un attimo, cosa vuol dire annullato la graduatoria? Chiariamo per tutte le persone che sono magari... Assolutamente, ha ragione. La graduatoria sostanzialmente, oltre ai primi accessi che da settembre in poi vanno avanti a cadenza settimanale, prevede degli scorrimenti ulteriori. Sì. Nel momento in cui si è pronunciato il TAR del Lazio, la graduatoria non ha più potuto proseguire nel suo scorrimento, bensì hanno bloccato la situazione, come se avessero fotografato quel momento, quell'istantanea, per cui la graduatoria si è arenata. E questo è stato il passo che poi ci ha proiettato al nuovo test, che definirlo nuovo in realtà non è proprio la forma più corretta, perché in realtà si è tornati indietro a quello che era stato 2 anni fa, come se ci fosse stato il sentore per cui abbiamo provato un nuovo sistema. Questo sistema non ha funzionato come ci aspettavamo,
cerchiamo qualche altra soluzione. Però un attimo solo la blocco, Germanà, un attimo soltanto. Certo Sì. è, dottore Saggio, che con un sistema basato su queste equalizzazioni, come dire, quantomeno complicate da comprendere, era ipotizzabile che questa volta un tribunale amministrativo regionale, cioè, io ho sempre sentito parlare di ricorsi sulla questione dei test, ma quello di quest'anno era immaginabile che sarebbe andato a buon fine. Ho grande rispetto del dottore Germanà, il quale è un ottimo medico e che ha capito subito che il sistema era molto precario. Io non riesco a capire come chi l'ha fatto non l'abbia capito, quindi voglio dire è inconcepibile quello che è successo. C'è un sistema che era sicuro che veniva bloccato. Difatti il primo ricorso al TAR, il TAR del Lazio ha bloccato tutto, che poi dobbiamo chiarire, come lei stava per dire, che chi è entrato, era quello che volevo dire. Quindi non è stato annullato, è stato bloccato. Quindi c'è il problema per chi è in graduatoria, probabilmente ricorreranno al CGA e vedremo che sentenza ci sarà. È probabile, ma anche perché probabilmente sarà una sentenza favorevole a loro. Sì, ma anche perché comunque quella graduatoria teneva sempre fede anche a ragazzi che avevano fatto il test potendo conservare il loro punteggio al quarto anno. Con il nuovo test questi punteggi acquisiti dai ragazzi del quarto anno vengono meno, quindi c'è tutta una fetta di popolazione che effettivamente così non viene tutelata. Io ricordo di essere stato ospite sempre qui da voi qualche anno addietro, quando si iniziò a parlare di talk. Io fui il primo a esporre quelle che potevano essere le mie perplessità, poi sono rivelate reali e queste perplessità purtroppo le ho avute io, le abbiamo avute in molti. Ci aspettavamo potesse andare così, anche perché non ritenevamo che questa forma potesse essere effettivamente una forma che tutelasse gli studenti, anche perché non prevedeva un aumento sensibile dei posti, anche perché, torno a dire, che la problematica non sta nell'aumentare i posti d'accesso alla facoltà per risolvere la carenza dei medici, anche perché ci sono dei parametri per garantire che la laurea sia abilitante, quindi il giorno dopo che ci si laurei si possa effettivamente esercitare la professione. Ok, andiamo al dottore Saggio che voleva aggiungere sicuramente qualcosa. Volevo dire che quest'anno il meccanismo è cambiato nuovamente, come accennavamo, e si è tornato a dei test senza perequazione, senza discorsi del genere. Però sono dei test che praticamente sono basati su una banca dati. Cioè il Ministero 20 giorni prima dell'effettuazione delle prove, che saranno uno il 28 maggio e uno il 30 luglio, darà questa banca dati di 3.500 domande e gli studenti in 20 giorni devono prepararsi su questa banca dati. Quindi alla fine cosa vogliamo dire? Che è la memoria che seleziona i bravi futuri medici? Perché la banca dati... oppure io penso che piuttosto deve essere un percorso di orientamento e di selezione di coloro che hanno intenzione di fare il medico. Ecco, voleva aggiungere qualcosa e poi andiamo da Saggio perché presentiamo anche un progetto importante. Sì. Dottore Germanà. Ci tengo a dire una cosa. È sì vero che il Ministero ha messo a disposizione una banca dati, però così come da loro comunicato nel bando, loro entro 20 giorni da ciascuna prova daranno pubblicati con le relative soluzioni soltanto 3.500 esercizi su una banca dati che ne comprende almeno 7.000. Quindi comunque la memoria non può bastare, soprattutto la memoria in 20 giorni di tempo, per un numero così ampio di domande. Quindi non banalizziamo alla memoria, ma questo credo che non fosse nell'intento del dottore Saggio, quanto valorizziamo la preparazione a prescindere. Assolutamente, ed credo comunque questo è ciò su cui si stia puntando in realtà anche dallo scorso anno, perché hanno inserito proprio una nuova sezione che è chiamata conoscenze acquisiti nel percorso di studi, che prima non era mai stata presente. Prima c'era la vecchia cultura generale che però era veramente molto vasta. Adesso si sta cercando di restringere sempre di più il campo per cercare di lavorare su quelle che sono le competenze. Chiaramente c'è anche un ultimo punto interrogativo che non è esplicitato, perché è vero che adesso ci saranno comunque 2 sessioni, sia per medicina e odontoiatria che per veterinaria, però come verranno poi selezionati i punteggi, trattandosi di 2 sessioni in cui comunque le prove sono diverse e dovranno confluire in un'unica graduatoria, ancora questo non ci è chiaro. E lo chiariremo. C'è sempre il solito problema. Andiamo alla preparazione, perché io so che c'è un appuntamento importante, tra l'altro fra pochi giorni, che è il 5 marzo, lo diciamo, il 5 marzo al Policlinico, nell'aula magna appunto del Policlinico di Catania, dove verrà presentato questo percorso di biologia con curvatura biomedica. Vogliamo dire di che cosa si tratta?
per favore, così chiariamo un attimo anche alle persone che stanno scrivendo e sono genitori e dicono il sogno è. Come arrivare a questo sogno? Non eravamo d'accordo su questa faccenda, è stato casuale. Non ne sapevo Non ne nulla, niente. sono sincera. Sì, però... Dunque, succede questo, che la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e il Ministero dell'Istruzione, oggi anche del Merito, sì. 6-7 anni addietro hanno fatto un accordo per cui hanno ideato questo percorso di orientamento e potenziamento nella terza, quarto e quinto liceo per gli studenti, per invogliarli, per stimolarli alla conoscenza della scienza della medicina e invogliarli eventualmente a prendere questa strada. Per cui in 150 ore, 50 ore al terzo liceo, 50 ore al quarto e 50 ore al quinto, supplementari al programma scolastico, fatte 20 dagli insegnanti di materie insomma, tecniche, biologia, eccetera, 20 fatte da medici che inviamo noi e 10 ore di pratica. Gli studenti verificano la loro potenziale aspirazione a fare il medico e hanno anche un programma di potenziamento delle conoscenze in modo da arrivare al test in modo preparato o abbastanza convinti di quello che fanno. Le voglio dire solo una cosa, che casualmente, ma non penso che sia solo casualmente, l'anno scorso la prima in classifica in graduatoria in tutta Italia per l'accesso a medicina è stata una ragazza di Vicenza che ha avuto 82,5 di punteggio, quindi il più alto d'Italia, e che ha ammesso di avere deciso di fare il medico facendo questo percorso di orientamento nei licei e studiando soltanto nelle 150 ore più dei libri che aveva quindi senza fare quei costi costosi extrascolastici per la preparazione. Però io le faccio una domanda. Questa ragazza in questa dove ha detto di dove? Vicenza. Vicenza. Allora, questa ragazza di Vicenza frequentava il liceo e lì questo percorso era già attivato. Certo, i licei sono 300 in Italia. Perché questa cosa al momento, perché le spiego, perché giustamente noi non ci siamo parlati prima su questa cosa, ma gliela espongo per quella che vedo. Non che le preparazioni cosiddette nei licei fino all'anno scorso avessero un qualsiasi tipo di valore, cioè c'erano delle ore che venivano destinate però onestamente non permettevano né di far capire ai ragazzi se avevano veramente questa passione, né di alimentare la loro conoscenza. Laddove non era stato attivato il percorso, naturalmente. E il percorso serve proprio per questo, per specializzare e cercare veramente, insomma, c'è chi vuole fare il medico e poi se ne accorge tardi che non lo può fare o non lo vuole fare. È bene capirlo prima per evitare di fare questo. E allora praticamente qual è lo scopo di questo percorso sperimentale che in atto, si verifica in 300 licei d'Italia? Nella provincia di Catania sono 5, 3 in città e 2 in provincia. È quello di essere propedeutico all'istituzione di una cosa che secondo noi è la vera soluzione dei problemi dell'accesso, cioè l'istituzione di un liceo biomedico. Un liceo biomedico in modo che, essendo maturati con il liceo biomedico, si ha automaticamente l'accesso a medicina senza selezione e senza altro. Non so se è possibile per tutti, ma se si istituzionalizzerà questo, e c'è un progetto di legge in questo momento in Parlamento, secondo me tanti problemi si potranno risolvere, perché è un percorso di orientamento e di selezione che porterà a scegliere la medicina. Quindi e non soltanto dei test. L'ipotesi, diciamo, quella ottimale è che diciamo frequentando, scegliendo questi licei biomedici cosiddetti che ancora non sono, non sono sul territorio, si possa accedere direttamente alla facoltà di medicina. Cosa ne pensa Germanale di questa ipotesi? Sicuramente può essere una strada, però per la mia esperienza personale io maturai la scelta soltanto quasi al termine del mio liceo scientifico. E a conti fatti, anzi, ricordo sempre quando, non vedendo mai mia madre in questo un medico, e a casa dicevo non farò mai il medico. E quindi sono partito con tutt'altra idea nel percorso liceale, ma l'ho maturata soltanto dopo che quella voleva essere la mia strada. Ecco perché potrebbe essere una soluzione, ma ricordiamo che non tutti gli studenti hanno la maturità o le idee così chiare già in maniera così precoce. Poi tanti studenti pensano di averle chiare e poi non le trovano chiare, esatto. Però avere delle opportunità è molto importante, no? Che dice? Avere comunque un'opportunità. Sì. Io non so io non so però chi in questo progetto, che non conosco perché c'è solo un progetto di legge, chi viene maturato in un liceo biomedico non possa fare altro. Questo non è detto. No, chiaro.
Quindi Senza diciamo ombra- che senza ombra di tutto dubbio. quello apre, che apre più orizzonti. apre più Apre il orizzonti. ventaglio, Esatto, assolutamente sì. Va bene, assolutamente allora sì. il nostro orizzonte invece si ferma qua perché abbiamo già, come dire, completato il nostro tempo di trasmissione e mi rendo conto anche per i messaggi che arrivano di tanti genitori che scrivono in questo momento del sogno dei loro figli. Forse, dottore Germanà, in questo tempo molto diverso da decenni e decenni fa, le pianificazioni delle proprie vite in qualche modo necessariamente si devono cominciare a pensare qualche tempo prima, no? Perché il nostro Assolutamente sì. è assolutamente sì. così. Martedì alle 16 al Policlinico. Allora, martedì alle No, 16 al in Policlinico generale. non si vede perché è un po' piccolino Chi questo vuole appuntamento può anche capirne per di più. saperne di più. Per Dottore saperne. Germà, siccome lei è un curioso, perché non ci viene, non Sì, va a ci trovarli? andrò assolutamente con tanto piacere, ma a prescindere, noi restiamo a disposizione per i ragazzi, soprattutto per le famiglie. Possono contattarci in qualunque momento, Sì, anche a me personalmente, naturalmente, per cercare di supportare certo, naturalmente i chiunque possa giovani medici intraprendere. sono un riferimento per diciamo, no, quelli che saranno medici. Lo so Assolutamente. perché la Quindi conosco. un grande in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo ai tanti candidati che vogliono però, provare hai a visto che cimentarsi. Dottore Beh, Germanà, ti aspetto martedì, eh? Te lo dice il Va bene, Presidente. con tanto piacere. quella dei palloncini è stata bellissima. Complimenti. Grazie a tutti per averci seguito. Il nostro Focus tornerà domani alle 14:30 con un altro argomento.